Benvenuto! Aranca, tipo strana te dà il benvenuto. Finalmente un po' di odore di ganza anche qua. Iniziamo a preoccuparci. No, non è ancora fumato stamattina. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. Però una cosa che vorrei far riflettere, tanto sto video non arriverà mai ai nostri politici, che qui c'è una quantità veramente spaventosa di polizia ovunque, macchine, scooter, moto. Esatto, questo lo faceva notare Alessia, che qui, ma vale anche per l'estero. Prendiamo ad esempio Amsterdam, ok? Lì sono molto più spostati che da noi, lì fumano ganza ovunque, cioè per carità devi fumarla dentro i coffee shop, ok? Però voglio dire, nessuno si permette di fare combinare malani, altrimenti poi vedono che sei lì che ti parli, Dio cane, ti interrompono perché devono venderti l'acqua, porca troia. Vabbè, ho perso anche il filo, vabbè dai, avete capito. Ciucciatevi un po' di baraccopoli, anche da qua e anche da qua. Dobbiamo sempre farci riconoscere, un po' tipo io quando non pago il biglietto del treno. C'erano queste scale, è arrivata giù la comitiva di italiani in fila per 4. E continuiamo dopo, e qua uno spagnolo del posto, tra parentesi uno solo, ci cede il passo, cioè ci fa anche il gesto prego, che neanche serviva, voglio dire, ci si passava comunque. Vedi che differenze. Comunque questa è la spiaggia di Barceloneta, non c'è figa, te l'avevo detto. Infatti vedi Alessia che si mette davanti proprio per dirti che non c'è figa. Digli Alessia, no, proprio non esiste, cioè solo maschi, stanno a casa, esatto. Infatti noi ci abbiamo detto come... Ok, ma abbiamo detto come mai non c'è figa? No, ma potete guardare il mare adesso, ah, ecco, prego. Ok, adesso possiamo guardare il mare. Dentro la sfera che fa jogging. I stand there on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. A Barceloneta non sto domandando il perché, ci sono tanti CP, vedi tu? Questi due esempi dei CP. Non riesco a capire. Mi ricordo infatti di questa spiaggia che avevo fatto amicizia con un signore col CP lì dove c'era questa torre strana qua. E siamo stati a ciacolare un po' e dopo ci ha detto che aveva appartamenti in affitto. Così, non so cosa c'entra, però è andata così. E questo è l'altro lato, sempre della spiaggia di Barceloneta, dove c'è sta specie di subbiotto. È vero Ale, c'era una rambla con la pasta asciutta gigante, dove cacchio è? No, la pasta asciutta gigante è nella zona dove c'è la casa Batlló. Ara Ezio, un tuo concorrente, vedi tu? Siamo a Gennaro e Luttac. Ah, e dice, ah che ben che stai, no, non è fredda, no. Ecco, è arrivato il momento della recensione della sabbia. Allora, la sabbia è un po' diversa da quella Jesolo. È più grossa, molto più grossa, sì, però è più farinosa. Quindi puoi fare la pizza? Sì, è proprio come la farina. Vieni in spiaggia. Ma per me i mari sono tutti uguali, se non sono trasparenti tipo Porto Pirone. Sembra che ho succo Porto Pirone, in realtà no, quando un giorno troverò una spiaggia migliore di quella di Porto Pirone, temperatura dell'acqua compresa, allora lì inizierò a usare altri esempi. Esatto, invece del cocobello qua che siamo, ti verrà fatti ieri, lei ancora che gira. C'è te mentre nuoti? A Val Life italiana. E sì che Singano sei alto 2,40 m. Cane! Lo so, ma il CP dopo non è tanto contento, sai? E poi dovrebbe andare via che... Ah sì, non l'abbiamo detto. Allora è normalissimo passare col rosso, ma è altrettanto normalissimo che se tu sei nelle strisce le macchine si fermano. O meglio, non le strisce quelle con il semaforo, ma le strisce normali. Dalla spiaggia di Barceloneta a Pinini ti abbiamo portato, stiamo andando a vedere il parco della Ciutadella. Sì, mi viene in mente il Ciutaglione, ma quello era un altro discorso. Quindi, cos'è che sono queste, Alessia? Racconta. Fondamento credo di vecchie case, quelle che c'erano sul libro.
nelle case dei vasai, dei commercianti, perché gli altri invece vivevano in mezzo al nulla su quei punti. 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her? Questo è il negozio della Carrot, che è una marca molto usata qui in Spagna. All your love. All your love. È molto grande, l'abbiamo scoperta praticamente per sbaglio in quanto avevo visto questo parco nelle mappe. Ho detto che andiamo a vedere questo parco qua, e vedi, alla fine abbiamo trovato comunque una bella parte di Barcellona e la parte storica con le fondamenta della città, ossia come era un tempo, no? Hai scelto te il tavolo? Sì, ho scelto. Perché c'era la tipa col culo fuori? Sì, che ti piace. Questo è un negozio di materiali per far film e teatro, per effetti speciali e cazzate varie, hai capito? Questo è il castello della Ciutadella, dove ti stiamo portando. Siamo sempre nella stessa città, la Ciutadella, che serve la cittadella, la città vecchia, hai capito? La parte storica di Barcellona. Guarda che parco. Guarda, in Mona anche a parco uguale. Questo è grande come una città delle nostre, sto parco. E qua non serve neanche il biglietto per entrare. Guarda le serre invernali per le piante. Sansevierie, sì. Quello è un cymbidium, è un tipo di orchidea. Questo è il croton. Vabbè, ma che c'è anche scritto? Questo castello si chiama anche Castello dei Tre Dragoni, in quanto da qualche parte si sconta è stato con questi tre dragoni. Fammi vedere qua, no, io non vedo dragoni, vedo i cosi del clima là, vedi i splitter del clima, ma no, dragoni no, vedi tu dragoni? Guarda che torre spettralissima, occhio ti zoomo, sta là, sta in linea, sta magro, guarda. Mamma ti sa Ma che va, addosso. dai Ale! Ma che ti morsica, poretto! Guarda! Ecco, grazie, gliel'hai dato vuoto! E gli do un cracker. Che brutta persona, gliel'hai dato vuoto! Guarda, sul giubbotto, amore. Non capisco niente. I know you think that I shouldn't still love you or tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? Passiamo un attimo sotto l'Arco di Trionfo, ti risparmiamo il parco perché è veramente gigantesco, è una città e integra anche lo zoo. But I will go down with this shit. Wow, è maestosissimo, è molto bello. Questo è l'Arco di Trionfo, ragazzo, e quello è una specie di pipistrello, per armadillo, un po' pipistrello, un po' strano. E qua c'è quello che trovi su YouTube che fa puzz 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 con la bocca. I know I left too much mess and destruction to come. I parcheggi qua sono molto economici, con solo 51,50 € puoi parcheggiare la macchina tutto il giorno. Porca miseria, che si sente che lavora 2 giorni e faccia fare 50 €. Talk to me again. And if you Bellissimo, poi ha scritto praticamente, guarda, sei in Veneto praticamente, e i modi di pisare in tia porta, va a pisare in tia porta, è casa tua, Ostia, vedi tu? I will go down with this shit. Aspetta un attimo, giro a 360 gradi per farti capire un attimo, guarda, la periferia di Barcellona, cioè fuori dal centro, quello famoso con le Rambla, ok? Guarda, cioè comunque migliaia e stramigliaia di negozi, vie e locali, hai capito? Quindi mi raccomando, portati via le scarpe da ginnastica più comode che hai, perché anche se sei un brutto sfaticato che ti usi la metro, comunque
mi hai da camminare per chilometri. In ogni caso and you will think that I've moved on. I will go down with it. eccoci ritornati ragazzo alla chiesa di Santa Maria del Mar, che è quella famosa che Alessia leggeva nel suo libro, quindi adesso sei obbligato a entrare a vedere anche questa. Però c'avete anche il lampione, guarda che bel lampione, dal lampione e dopo passo a ripresa qua. Aspetta che vi affretta, rifasso il video da capo, doveva passare proprio dove che ieri mica, tutta la strada che ieri, ma morirai in pestaglia anche loro. Comunque guardo dal lampione e dopo te giri, ecco qua, verso la cattedrale, guarda che bello, qua. Grande, senti che da ganza anche qua. Alessia vedrà la cattedrale oppure no? Premi il tasto 5 del tuo telecomando se vuoi che Alessia visiti la cattedrale, altrimenti premi 3. Anche questo ovviamente è a pagamento, un po' come in Italia, tu capisci? 5 euro l'ingresso normale e 10 se vuoi vederti la terrazza, che credo, aspetta che ingresso, riesco solo al rooftop. Non so se c'è il spritz incluso. Benvenuto, comportate bene e non sta a far casino, mi raccomando. Vieni qua con me, vieni. Cioè sky che ti stramba. Le sciore, sciore. Non riesco a capire. Ti dico che fa tanta impressione, non so in video cosa riesci a capire, perché è enormissima, ti dà questo senso di spazio veramente pazzesco, forse più per come è fatta, forse per i colori, i giochi di luce, ti dà molto più senso di grandezza rispetto addirittura alla Basilica di Barcellona che abbiamo visto, la cattedrale, cosa ieri. Allora qua il DJ set là dei preti, lì a croce piccava lassù, tu? To heaven, and when she gets there she knows if the stars. Prezza, rubo un po' le parole a Bernard Roussel quando, non era solo lui, un po' anche il Pasolini mi pare, quando menzionano quell'atteggiamento di sofferenza e sottomissione tipico dei cattolici, e quindi qua dentro tutto il silenzio, no? Cioè di essermi messo in sgambarà su moglie, no? Ho fatto il repetton e ho provato quel senso di colpa, ma il senso di colpa di cosa, hai capito? Quindi secoli di ipnosi, di convinzioni, di queste suggestioni, ok? Hanno fatto sì che la Chiesa, che oramai sta morendo, prendesse il potere, avesse insomma il potere che ha avuto nella storia. All of our thoughts are misgiven. Yes, indeed. E adesso dimmi, amico intellettuale, non è bello, oltre all'assimilazione passiva di questa sensazione cattolica di sottomissione, imparare anche a sviscerare cosa ci sta sotto, imparare a inseguire la verità e dire oh cazzo, guarda come che sta su tutto l'ambaradam, guarda cosa c'è dietro. There's a feeling I get when I look to the west. And my spirit is crying for leaving. Una volta, ora si scherza con il non cielo, dicono, una volta è vero, c'era il non cielo, dicono, una volta bruciavano i libri in piazza, tu non potevi essere intelligente e acculturato perché altrimenti ci arrivavi a capire il giochetto, dovevi rimanere stupido e ignorante. Adesso, quando oramai si è capito che la massa del popolo è per natura stupida ed ignorante, non serve più nascondere i libri. Però sai che se tu hai la voglia, dalla morte di Dio di Nietzsche alla
a tutte le malefatte insomma che ha combinato la Chiesa tramite non so la pace perpetua di Kant, piuttosto anche per stare più sul recente analizzando la morte del clericofascismo raccontata un po' dal Pierpaolo Pasolini, no? Un po' quella famosa storiella del Gens Jesus. Il Gens Jesus è stata una pietra miliare nella storia dell'essere umano, dove insomma si è un attimo capito, percepito questa diffidenza nei confronti di un sistema che non sta in piedi e dal quale si apre una strada verso un'altra epoca. Anno 2024, siamo più o meno a metà o abbiamo passato di poco la linea della metà. Questo per dirti, impara a leggere, ma non leggere le puttanate, impara a leggere dei più grandi filosofi e pensatori e scienziati della storia e capirai, scoprirai che quando su 10, 9 dicono la stessa identica cosa, anche sarà un motivo, e poi inizi a prendere certe strade di pensiero, a capire. Certo non devi ascoltare Singano, perché Singano non è un buon oratore, cioè Singano sa e capisce tantissime cose, ma non essendo bravo a spiegarle correttamente con le giuste parole, sai, perde un po' di autorità. There's still time to change the road you're on. Remember that. Ognuno è libero di credere a ciò che vuole, però se le più grandi menti della storia dell'umanità ci hanno lasciato in eredità dei testi, dei pensieri, delle riflessioni che li hanno resi tali, perché dobbiamo ignorarle, ok? Cioè, perché di Kant, Schopenhauer e Nietzsche dobbiamo portare solo il nome di persone importanti, ma non sappiamo che cazzo hanno scritto, non abbiamo mai letto i loro libri. Cioè, io sì che li ho letti. È per questo che mi azzardo in tutta tranquillità a dire certe cose, perché conosco la mente umana e conosco la storia. Il resto viene da sé. Magazine di preti, cosa io trovo tutte le stanze. Sarà lui chi ha fatto l'ultima cena che a volta? Quelle tutte le ricette, vedi quei noci, il riccio del mare. Siamo finiti qua sopra, porca miseria, smetto anche a dir messa. Chi mi ha visto me ora adesso si è sentito in coda, dice dai che non devo prendere nessuno. A conferma della loro tipicità ci sono questi famosi cagatori, dove trovi le statuette che cagano con tutti i personaggi del mondo. Puoi trovare politici, calciatori, di tutto, guarda che c'è anche Freddie Mercury, Angry Birds, Titi. Sì. Cos'è che hai detto, scusa? Questo sta a dimostrare che tutti la fanno, veramente? Tutti la facciamo, sì. Così si danno le multe in spagnolos. Sarà qua altri preti e madonne, ma di altre parrocchie. Ognuno sceglie i personaggi fantasy che più aggrada. Non so, io preferivo questi perché gli epi colorati, no e sangue, sofferenze, tutte che robette là, sono più simpatici. Allora, per carità, una cosa, anche qui a Barcellona ci sono quelle puzze assurde, come a Santa Cruz, solo che a Barcellona glielo perdoni, a Santa Cruz no.
negozio di origami. Mamma mia, senti che da figa. Praticamente è il figatorio questo, Ale, Mi ricorda tanto quel centro commerciale che visitai a Londra, Harrods si chiamava. Ecco qua anche il souvenir per Alessia, cara dal signor, ma sì, se lo merita. Allora, siamo già arrivati a 200 clienti, considerando che la spesa minima è 50 euro. Cioè, come minimo hanno già fatturato 10.000 euro. Giacomo, dov'è che portiamo adesso i nostri amici? Nell'agostone. Prima quasi quasi ti portiamo a vedere una cosa nerd. Esatto. Un coso, un negozio a 2 piani, dove la gente viene a vedere, a provare le cose e poi le compra su Amazon. Sì, non capisco il funzionamento della gente che si mette qua e sta tanto tempo davanti al computer. Forse li puoi usare a gratis, non riesco a capire. Cioè, tipo una biblioteca, tu vieni qua e usi il computer, metti i tuoi dati, usi quel computer. Non preoccuparti, poi ti puntino tutto, quindi troverai tutto nel sito. Devo fare la coda? Ah, dov'è la coda? Ah, è quella? C'è da fare la coda e quella dell'entrata è simpatica come una merda. Allora, sono tutti avvelenatissimi, guarda, questa è la coda, te la faccio vedere. Puoi immaginare l'acidità delle persone se anche gli passi un attimo davanti per uscire dall'altra parte. Robe da matti, per me può anche prendere fuoco. È bellissimo perché c'è il 5G, sembra di essere in Edge, questo perché quando ci sono troppe persone in un posto le celle telefoniche si saturano e lì o l'internet va lento oppure non funziona niente. Se ti ricordi, nei capodanni di qualche anno fa non riuscivi, quando andavi a fare le feste in piazza, non riuscivi neanche a mandare gli sms con gli auguri. Permuto 5-6 piani di Primark con una birra media qua. Tanto me la pinzo fuori, questo te lo dico anche per te. Se la moglie che rompe i coglioni, che deve andare da Primark, che è un negozio di roba da vestire enormissimo di 6 piani, tu puoi aspettarla qui. Questa la dedico al Caldonius, che è ossessionato dalle IPA, questa è spagnola. Non riesco a capire, ci sono le bibite analcoliche illimitate. Cioè tu vai là col bicchiere e te lo riempi quanto vuoi. È assurda sta storia. Poi c'è anche gente che ha fame, un po' anche come a Londra, che ti chiedono da mangiare, le patatine. Ah no, questo chiede soldi. Cazzo chiedi i soldi? Migliaia di persone, ragazzi. Mamma mia che da ganza forte. Ganza a parte, siamo nella Bouqueria, che è un grande mercato. Che mercato stranissimo, strafaico, tanta roba, scusa i movimenti. Però esatto, ma è torno stomacato dalla roba da mangiare e dall'odore di ganza. È un mercato del cibo, solo esclusivamente di cibo. Trovi tutti i tipi di cibo, questa è una delle bancarelle più rinomate. Chi viene qua te la racconta perché trova, dice, tutte le spezie, i datteri, vedi tutta la frutta secca e quindi ti resta nella memoria. Tanti subi di frutta, tanti frullati, è una roba tipica probabilmente qua il frullato. Una satta di non so quale cadavere, 150 euro, sarà sta un unicorno? Lasciano molto perplesso certi accatori perché conosco purtroppo l'ipocrisia dell'essere umano, quindi non riesco a capire se veramente hanno bisogno o se hanno capito che è uno stratagemma psicologico per farsi la giornata, hai capito? In ogni caso, in quel caso, se avessi avuto le monetine in tasca gliele avrei date, quello sì. Ganza non ho capito perché, a parte vabbè che tutti fumano cannoni, ma si fanno proprio le canne tranquillamente in piazza davanti a tutti senza il minimo problema.
quindi probabilmente è legale, non lo so, mi informerò. Stavolta abbiamo dovuto fare il biglietto perché è pieno di controllori, cioè mi hanno privato della mia gioventù. Quando giravi senza biglietto avevi sempre la scaga che passasse il controllore, ti ricordi? Che bei ricordi. Prova anche tu il trip assurdo e che non abbiamo fumato la ganja di scendere le scale mobili ferme mentre quelle vengono su. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere un viaggio su questa metro? Cazzo di niente. Ah, Si queda muy cerca, muy bien. Si quieres. che despo. Ricordati che Le Puttine del Mondo non è un canale turistico, non è un canale di viaggi, è semplicemente la mia vita, ok? Quindi una specie di telefilm, ok? Dove non bisogna avere aspettative, perché se si hanno aspettative non si è capito niente di sto canale. It was the first time that we met. Barcelona. How can I forget the moment that you stepped into the room? You took my breath away. Barcelona. God will we will meet again someday.